Quindi cominciamo, buongiorno a tutti e cominciamo con i saluti portati da parte dell'Istituto dal professor Gherardo Ortalli. Grazie. Io faccio la parte di quello che una volta era il prologo. Aprivo un attimo il palcoscenico e diceva siamo qua. Siamo qua per un incontro che rientra nella tradizione migliore dell'Istituto Veneto, nella tradizione migliore di questa anche direi dell'Accademia Austriaca, che è compartecipe nell'organizzazione di questi lavori, della realtà culturale veneziana, quella che ancora resta di realtà culturale veneziana di alto livello, che non si arrende e non riescono a far arrendere. Non voglio farvi perdere tempo. Io darei subito la parola a chi condurrà i lavori. Va bene, grazie. Prego. Allora, buongiorno a tutti, quindi a me spetta, mi sentite? Sì, si sente il microfono. A me spetta, ho portato qualche slide, a me spetta appunto l'introduzione e la presentazione di questo ciclo di convegni, però ecco, permettetemi, come dire, per cominciare, un bilancio del ciclo che abbiamo appena chiuso come Istituto Veneto, organizzato peraltro grosso modo dallo stesso comitato scientifico che, come dire, organizza queste giornate e questo ciclo di convegni, di cui appunto adesso dirò, è dedicato, come vedete, al Commonwealth veneziano. Un ciclo che si è aperto nel 2006 con il convegno Balcani occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo, con la preziosa contributo, diciamo, scientifico dell'Accademia Austriaca delle Scienze, che poi ci ha accompagnato in tutta questa avventura e che ci accompagnerà anche in questa che si apre. E questi sono un po' i volantini, i dépliant appunto di questi convegni che vedete. È proseguito poi nel 2013 con il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica, identità e peculiarità, e nel 2017 con comunità e società nel Commonwealth veneziano, per concludersi appena 3 anni fa con l'ultimo di questi convegni. Vedete appunto qui sotto il dépliant, dal titolo Dimensioni istituzionali del Commonwealth veneziano, secoli XIV-XVII. Ecco, nel frattempo, come forse intravedete proprio da questo appunto dépliant, si sono aggiunti tra gli istituti promotori, si è aggiunta anche la prestigiosa Accademia Croata delle Scienze e delle Arti, che appunto adesso ci accompagnerà anche in questa seconda fase del percorso, oltre nell'occasione specifica all'Università di Vienna. Ecco, di ciascuno di questi convegni sono stati poi pubblicati da parte nelle collane dell'Istituto gli atti. L'ultimo di questa tetralogia, appunto, vedete lì sotto, è uscito nel 2024. Ecco, un ciclo, riprendo brevemente, perché da lì siamo partiti, per cui, come dire, anche per pensare a questo secondo ciclo di convegni, in cui abbiamo voluto indagare la natura, le strutture e le pratiche dello Stato veneziano, in particolare dello Stato da Mar, proponendo questa definizione di Commonwealth, che ovviamente non abbiamo assolutamente inventato, mutuata come dire, si è sempre parlato di un Commonwealth bizantino, la storiografia genovese ha sempre parlato di un Commonwealth genovese, si è parlato di un Commonwealth angioino, di un Commonwealth aragonese, quindi, come dire, non si è inventato niente, però ecco, abbiamo proposto questa definizione perché ci è sembrata più di altre efficace per definire proprio questo Stato da Mar, questa struttura reticolare, dinamica, contrattuale, negoziale, aperta, convergente su Venezia. E, come dire, piace anche constatare che dopo una iniziale diffidenza questo concetto di Commonwealth, almeno, come dire, tra gli studiosi più giovani, sta prendendo piede. Quindi se voi leggete le cose anche più recenti, qui c'è Antonio Musarra che
no, ho visto appunto alcuni suoi lavori e anche dei suoi allievi in cui questo termine si comincia appunto ad utilizzare. Tanto che ho fatto, come dire, un giochino, ho provato a vedere che cosa mi dava l'intelligenza artificiale mettendo questa parola Commonwealth e ne è venuta fuori questa definizione che però è molto pertinente perché appunto la leggo velocemente. Il termine Commonwealth è utilizzato nella storiografia per descrivere lo stato multiforme della Repubblica di Venezia, in particolare dal periodo della Quarta Crociata, 1204, fino alla sua caduta, 1797, sottolinea il carattere dello Stato non solo come entità territoriale, ma come sistema o struttura reticolare, quindi un concetto che mette in evidenza le relazioni dinamiche e contrattuali tra Venezia e i suoi territori, riconoscendo l'interazione tra strutture formali, reti informali e circostanze locali nella formazione di un'entità diversificata ma strutturalmente connessa, che mi pare appunto una buona definizione. Tra l'altro, se poi come dire, andiamo a vedere più nel dettaglio, è ripresa proprio da uno dei volumi di questa collana che abbiamo visto prima, cioè il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica, a cura di Gherardo Ortalli, Oliver Jean Smith e di chi vi parla. Ecco, chiusa questa piccola premessa, in qualche modo ricapitolativa e celebrativa, però volevo farvi capire appunto da dove siamo partiti e con che prospettive guardiamo appunto questo ciclo. Veniamo a questo nuovo ciclo che appunto inauguriamo con la giornata di oggi, che avrà per titolo Levante Ponente Adriatico-Tirreno, secoli XIII-XVIII. Perché? Perché appunto lungi dall'essere un'entità chiusa e impenetrabile, il Mediterraneo è sempre stato luogo di transiti, di confronti, di interazioni, contraddistinto da confini liquidi in perenne transizione. Ecco, ciò nonostante però la storiografia e la politica spesso come dire, hanno letto questa storia del Mediterraneo in termini dualistici e hanno individuato regioni geografiche e storiche in contrapposizione tra di loro. Qui parlo, scusate, parlo un po' più da medievista e i riferimenti saranno appunto al Medioevo, però a lungo si è privilegiata una prospettiva nord-sud, fondata su una bipartizione quasi strutturale tra due spazi economici e politici distinti, per quanto complementari e strettamente integrati. E appunto pensiamo a questa celebre tesi di Henri Pirenne, formulata, vedete qui, nel suo Maometto e Carlo Magno, a stampa nel 1937, ancora oggi fonti di discussioni, di polemiche, ovviamente anche ampiamente superata, però secondo lo storico belga l'espansione araba nel Mediterraneo avrebbe comportato, assieme al definitivo tracollo dell'età tardo-antica, del periodo del mondo diciamo romano-cristiano, un'insanabile frattura non soltanto fra Oriente e Occidente, ma appunto tra Nord e Sud. Se nell'immediato questa frattura avrebbe marginalizzato e impoverito l'Europa carolingia, estromessa appunto dal mar Mediterraneo e tagliata fuori dal Sud, un Sud molto più vivace, molto più dinamico, il Sud degli Arabi, il Sud bizantino. Però, come dire, secondo lo storico appunto belga, poneva le premesse per la ripresa agraria, urbana e commerciale di secoli successivi, per quanto inizialmente rivolta soprattutto verso il mare del nord. Ma penso anche e soprattutto, diciamo, per la situazione italiana, a questo altrettanto diciamo, nota tesi storiografica formulata nel 1991 da uno storico anglofono, David Abulafia, in questo suo fortunato, altrettanto dibattuto, altrettanto anche poi contestato, Le due Italie, in cui lo storico britannico postulava l'esistenza appunto di un rapporto dualistico tra un Nord Italia comunale, tendenzialmente più avanzato, esportatore di capitali e manufatti e capace di un ruolo monopolistico in fatto di commerci, e un Sud invece che lui diceva vedeva più arretrato, esportatore di derrate agricole, di materie prime, condizionato quindi nei suoi sviluppi da interessi e pressioni che erano fuori o quasi totalmente esterni al regno. Ecco, questa bipartizione, presto divenuta strutturale, avrebbe generato rapporti di scambio ineguali, per quanto inizialmente funzionali e reciprocamente vantaggiosi, tra queste due entità geografiche,
in un contesto di stretta integrazione e complementarietà economica appunto tra produttività agricola del sud e commercializzazione al nord. Però nel lungo periodo essa avrebbe creato invece rapporti di dipendenza economica tra nord e sud Italia, soggiogando l'economia del mezzogiorno alle esigenze dell'imprenditoria, della mercatura, delle manifatture del settentrione e ingenerando quindi un sistema del tutto asimmetrico che ne avrebbe provocato i caratteri poi rimasti a lungo di passività e di arretratezza, quindi in qualche modo la questione meridionale anticipata già al XIII-XIV secolo. Molto meno, però, ecco, mi pare, si è ragionato invece su quello che noi vorremmo proporre, e per capire però se si può parlare di dualismo est-ovest, divenuto proprio in questi mesi a livello europeo con la guerra in Ucraina e su scala globale con la crisi di Gaza, solo per citare appunto due situazioni di tragica emergenza, divenuto di stringente e drammatica attualità. Ecco, obiettivo quindi di questo nostro ciclo di convegni è proprio ripensare la storia mediterranea e ovviamente anche di Venezia, perché è l'Istituto Veneto che propone appunto questo ciclo, alla luce di questa nuova visuale, appunto l'est e l'ovest, il Tirreno e l'Adriatico, dando seguito peraltro a questo importante convegno, e qui c'è uno degli organizzatori, organizzato proprio dall'Istituto Veneto nel 2000, dal titolo Genova, Venezia e il Levante nei secoli XII-XIV, poi Egidio credo ci dirà qualcosa di più, che in maniera pionieristica e anticipatrice comunque già aveva cominciato a ragionare su questo dualismo, insito ovviamente qui in età medievale, tra Adriatico Levante e Tirreno Ponente. Ecco, quel convegno era stato costruito su un'analisi, e qui cito dalla presentazione, intrecciata e contestuale, ora diremmo comparata, e cito ancora, tra due realtà per meglio intendere quelle specificità e insieme quelle identità che analizzate singolarmente nell'ottica di mondi distinti rischiano di sfuggire. Il risultato è stato appunto quello che proprio vorremmo tentare di fare ora, in questi giorni e nei prossimi convegni, cioè un serrato confronto fra le istituzioni, le culture abitative, le politiche mercantili, l'espansione, le mentalità, sempre citando, senza dimenticare che si tratta di due mondi dagli occhi per così dire un po' strabici, con la regina dell'Adriatico, Venezia, volta verso Levante, mentre la concorrente Genova, l'eterna avversaria, sembra cogliere rapidamente l'orizzonte occidentale. E chiudo appunto la citazione. Però ecco, quello che ci dobbiamo chiedere, è davvero esistito un confine est-ovest a dividere due mondi, due civiltà, due universi politici e due sistemi economici tra loro separati e connessi? Se sì, quanto hanno davvero inciso e pesato quei confini nella storia delle due macro aree? Cioè possiamo davvero parlare di confini sensibili e per molti versi divisibili? O è preferibile ragionare, come ormai si fa, in termini di frontiere porose, di ambienti contaminati, di aree di confronto e di transizione? Ecco, il ciclo di convegni vorrebbe dare risposta a queste domande e ad altre che come dire, verranno sicuramente poste nel frattempo, tenendo presente la centralità di Venezia e Genova all'interno dei due mondi, in contesti, appunto dicevo prima la citazione, un po' lo strabismo di cui si parlava prima, in contesti in cui l'Adriatico non fu mai solo Venezia, così come il Tirreno non fu mai solo Genova, e dove i due mari erano strettamente collegati ad ampie aree subcontinentali del tutto integrate, cioè i Balcani e l'Egeo da una parte, almeno la penisola iberica e diciamo il Nord Africa dall'altra. Senza dimenticare che poi, come dire, in mezzo c'è sempre la penisola italiana, c'è la dorsale, come vedete qui, c'è la dorsale appenninica, che delinea anch'essa una categoria regionale e storica ben riconoscibile, con le sue narrazioni, la sua geografia, le sue connotazioni intrinseche. Allora, questi Appennini cosa sono? Faglia divisoria o area di contatto, di trasmissione, di interazione? È un asse di divisione o è un asse di scorrimento? Possiamo parlare anche per il basso medioevo e l'età moderna
di una persistente contrapposizione tra un'area di tradizione longobarda, questa è appunto la cartina in cui vedete l'Italia longobarda, più o meno il continente, e l'Italia bizantina, più o meno le coste e le isole, e invece un'Italia di tradizione bizantina. Insomma, 2 o 3 Italie, o un'unica macro regione con diverse anime, identità, interessi, vocazioni e prospettive. Quindi veniamo al convegno di oggi, con cui inauguriamo questo ciclo, che appunto si intitola, vedete, Tirreno Adriatico, 2 mari a confronto, ambienti, geografie, ecosistemi. Siamo voluti partire dalla geografia, anzi partiremo oggi pomeriggio dalla storiografia e domani dalla geografia. Però, dalla geografia perché amavano ripetere i geografi antichi che la geografia è l'occhio della storia. Per questo pare necessario iniziare il nostro ciclo di incontri su questi 2 mari, Tirreno e Adriatico, e sul loro significato per la storia italiana e mediterranea proprio dalla geografia. Oggetto del convegno sarà dunque in prima battuta lo spazio inteso come realtà geografica, quindi i paesaggi, le morfologie, gli ecosistemi, perché ogni ambiente, per essere compreso appieno, va raccontato appunto nel suo sviluppo storico. Ed è per questo che abbiamo, come dire, chiesto a degli storici di fare queste analisi a partire dalla prospettiva geografica e non a dei geografi. Quanto si vorrebbe fare quindi ragionare in via preliminare su come le persone, i sistemi politici e gli aspetti culturali abbiano inciso sulle geografie dei 2 mari, ma anche come di contro appunto la diversità morfologica di questi ambienti acquatici, semiacquatici, terrestri, quindi coste, paludi, lagune, arcipelaghi, promontori e via dicendo, abbiano condizionato le strutture abitative, sociopolitiche ed economiche di queste realtà che tra Medioevo ed età moderna dominarono, o quantomeno insistettero, tra appunto Tirreno e Adriatico. Quindi, scusate, continuo con queste domande, spero che non vi vengano un po' a noia, come queste grandi potenze marittime seppero modellare i territori per renderli più funzionali alle loro esigenze insediative, economiche e di dominio, ma allo stesso tempo quanto e in che modo le condizioni ambientali influenzarono la conformazione dei sistemi statuali. È possibile riconoscere uno specifico carattere marittimo a queste potenze, a queste città, in termini di strutture politiche, amministrative, giurisdizionali o nel modo di percepire se stesse e di raccontarsi al di fuori, quindi di raccontarsi anche alle città concorrenti. Se sì, fino a che punto riusciamo a declinare la loro dimensione marittima e a manifestarla, riuscirono a declinare la loro dimensione marittima e a manifestarla visivamente, politicamente, oltre che idealmente, appunto all'esterno? Ecco, appunto sono anche queste le domande su cui questo convegno, queste 2 giornate, intende riflettere, consapevoli peraltro che una storia dei caratteri marittimi di molte di queste realtà tirreniche e adriatiche di età medievale e moderna è ancora per gran parte del tutto da scrivere e noi vorremmo in qualche modo contribuire a scrivere questa storia appunto marittima di queste realtà. Quindi, come dicevo, e io chiudo questa breve presentazione del convegno di oggi e di questo ciclo, noi l'abbiamo pensato come il primo appuntamento di questo programma, di questo ciclo appunto, facendo tesoro appunto del ciclo precedente, quindi che ha avuto, abbiamo visto, importanti esiti storiografici ed editoriali, quello sul Commonwealth veneziano. Anche questo, come dire, si sviluppasse su 4 momenti, quindi prevediamo appunto 4 convegni. Il primo appunto che vedete è quello che celebriamo tra oggi e domani, quindi ambienti, geografie, ecosistemi a confronto. Il secondo che sarà dedicato ai quadri politici e istituzionali. Il terzo ai sistemi economico-commerciali e ai flussi di mobilità. Il quarto, con cui chiuderemo, ai modelli culturali e alle strutture antropologiche.
Ecco, per fare il primo ciclo ci avevamo messo quasi 20 anni, speriamo di essere un po' più rapidi, abbiamo un po' preso, come dire, dimestichezza e quindi di essere un po' più rapidi con questo secondo ciclo. Detto questo, io auguro a tutti buon lavoro e buon convegno. Allora, vi do semplicemente delle indicazioni di carattere organizzativo. Si pensava, non abbiamo un pomeriggio pienissimo, quindi pensavamo adesso di proseguire con la relazione di Egidio Ivetic, poi di fare una pausa. Nel frattempo dovrebbe arrivare anche Oliver Smith, che è arrivato in aeroporto da poco, e quindi proseguire poi con le successive due relazioni. Sono tutte oggi relazioni di carattere storiografico, ci sembrava importante aprire appunto con una puntualizzazione di carattere storiografico e ovviamente poi lasceremo lo spazio per eventuali domande, dibattito, eccetera, eccetera. E poi vi dirò anche, ma più tardi, indicazioni su come proseguirà il post pomeriggio, quindi sulla serata. Sì, 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 lo metto subito. Scusate. Questo? Sì, sì. Cioè, se può mettere questa slide, poi. Quindi, allora, se siamo tutti d'accordo, direi che possiamo appunto cominciare con la relazione di Egidio Ivetic. Vedete appunto lui, appunto docente, conoscete tutti, dico proprio solo due parole. Di storia moderna all'Università di Padova, ma membro da molto tempo e un po' anche lui, come dire, una colonna di questo, almeno di questo gruppo di storici dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, ma anche presidente della Fondazione Giorgio C. Scusate, direttore d'istituto. Direttore, vedi, ma tra l'altro io ce l'ho, per cui potrei anche, come dire, andare più sul sicuro leggendo qualche cosa. Sì, appunto dirige l'Istituto di Storia alla Fondazione Cini e quindi anche la rivista, per esempio Studi Veneziani, ma anche la nuova rivista storica, si occupa di storia del Mediterraneo, dei Balcani, dell'Europa orientale, ha scritto diversi libri che appunto adesso non sarebbe troppo lungo elencare, però almeno due, perché ci interessano maggiormente, una storia dell'Adriatico e una storia del Mediterraneo, entrambi pubblicati per un racconto del Mediterraneo, pubblicati dal Mulino, che, come dire, sono come dire, alla base anche delle ricerche storiografiche che facciamo e che proponiamo in queste 2 giornate di convegni. Per cui lascerei la parola appunto ad Egidio Ivetic. Grazie, grazie. Qui c'ho questo trono davvero imponente. Allora, sì. Dunque, i miei colleghi del comitato mi hanno dato un compito, potevo parlare dell'Adriatico, ma lo farà Oliver Schmidt, giustamente da una prospettiva viennese, se no magari era troppo adriatico-centrica. Invece mi hanno dato il compito di parlare del volume che vedete qua alle mie spalle, e qua sono anche contento di avere Gerardo Ortalli, che è stato il proponente dell'iniziativa con Dino Punzuch. Non voglio né meriti né colpe. Sì, no, ma è un libro che quando è uscito me lo ricordo, poi uno lo vede e poi arriva un giorno che ti chiamano per un convegno e quindi anche uno lo legge. È un grandissimo volume. Allora si chiama Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV e ci sono 2 edizioni, c'è questa dell'Istituto Veneto e c'è un'edizione gemella identica all'interno cioè dal frontespizio cambia, cioè dalla società ligure di Storia Patria nella collana, nella serie degli atti della società ligure, che io ho scaricato e ce l'ho a casa, però è la stessa cosa, solo che leggere sullo schermo dopo un po' non ce la faccio, uno non capisce più nulla, invece il cartaceo è sempre questo. Quindi, davvero parlavo con
con Sebastiano Pedrocco di digitalizzazione. È impressionante da parte della Società Ligure di Storia Patria come hanno un sito aggiornatissimo, modernissimo, hanno tutte le pubblicazioni del 1853, tutte digitalizzate, uno scarica quello che vuole ed è una risorsa incredibile per quanto mi riguarda e per quanto riguarda questo tipo di studi che promuoviamo in questa sede. Sono questi gli atti del convegno internazionale di studi che si è tenuto a Genova e Venezia il 10 e il 14 marzo del 2000. Era anche il Balcani Adriatico l'abbiamo fatto tra Venezia e abbiamo cominciato a Vienna, abbiamo finito ormai nel 2006, quindi questo era un altro decennio, un'altra esperienza. Un libro ricchissimo di spunti. Devo per forza anche elencare e dire chi ha partecipato, anche i titoli, perché è una situazione esattamente di 25 anni fa. Il compito che mi hanno dato i colleghi è quello di ragionare sul libro, non tanto per il libro in quanto tale, ma per prendere le distanze, per dire a che punto siamo, dove ci troviamo oggi. È un libro estremamente maturo nel senso che si colloca in un punto in cui le storiografie di entrambi i luoghi, qui abbiamo tre termini, Genova, Venezia, il Levante, nomi tutti grandissimi, ormai dei classici. Il libro si apre con la premessa ampia di Gherardo Ortaldi, però in chiusura c'è Gabriella Airaldi che dà un'analisi molto critica sulla storiografia e su come venivano rappresentate Genova e Venezia anche nella storiografia, quella dedicata a un pubblico più ampio, non divulgativa, proprio tecnica. E giustamente dice, qua si parla di tre termini, l'Airaldi, Genova, Venezia, due concetti molto concreti, città e stati, repubbliche, marinare come si diceva, ma tu hai decostruito il termine, ma comunque che hanno segnato la storia d'Italia. Per quanto riguarda questo libro, è la storia del Mediterraneo. Poi c'è il terzo termine, il Levante, che dice Airaldi, che è un po' così, vago, impreciso, però è il contesto dove si misurano, almeno per questi secoli, cioè nei secoli XII-XIV, queste due città, questi due stati in sostanza. Genova, Venezia e il Levante. È un appunto libro molto ricco, molto pieno di spunti e ci sono tanti saggi con un approccio comparativo, quindi non è successo come spesso succede nei convegni che abbiamo gli specialisti di Venezia e gli specialisti di Genova, ognuno racconta la sua, invece in questo caso chi è stato interpellato ha dovuto fare proprio un ragionamento su due contesti. Il volume si apre con il contributo di Gherardo Ortaldi, Venezia, Genova, percorsi paralleli, conflitti, incontri, dove dà una sintesi del rapporto tra le due città. Chi è del mestiere, diciamo, sa bene le tappe ben prima della Quarta Crociata, dal XII secolo, gli sviluppi nel corso del 200, le guerre del 300 e si arriva fino al 400, quando poi abbiamo una divaricazione dei destini tra le due repubbliche. Venezia rimane nel Levante e convive, si confronta con gli ottomani, Genova si ritira nel Ponente e diventa un'altra cosa, insomma, la Genova delle banche del Cinquecento. Poi abbiamo di Giorgio Zordan La nascita dei due comuni, un saggio molto interessante, molto lungo, più di 30 pagine, proposte metodologiche per un confronto, quindi proprio la creazione del comune Veneciarum e del comune
dei genovesi dall'altra parte. Letteralmente Jordan fa questo lavoro di sguardo comparativo. Sulla nascita dei comuni siamo nel XII secolo e sviluppi ulteriori nel XIII. Vito Pier Giovanni, il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo. Qui abbiamo il diritto commerciale, il diritto marittimo sulle fonti dei secoli interessati, molto interessante. Anche qua uno sguardo comparativo su due approcci economici nei confronti del Mediterraneo. Attilio Bartoli Langeli, il notariato, Bartoli Langeli è bravissimo proprio a parlare di documentazione, di archivi, di come viene organizzata in sostanza la memoria nei due contesti, e anche qua è uno sguardo comparativo. Antonella Rovere, l'organizzazione burocratica, uffici e documentazione. Poi Dino Punzuch, trattati Genova-Venezia dei secoli XII e XIII, quindi i rapporti, letteralmente storia internazionale. Ennio Poleggi, casa bottega e città portuale di antico regime, ma parla in sostanza di una situazione soprattutto genovese del Medioevo, come viene strutturata la città, come viene organizzata la ripa, cioè oggi si direbbe il waterfront, cioè il fronte marittimo della città, ma anche i riverberi, i riflessi di questi modelli elaborati, come dire, nella metropoli, poi nelle colonie commerciali, per esempio Pera, una vera e propria città genovese di fronte a Costantinopoli. Ennio Poleggi, ho detto, Azzara, Claudio, la genesi dello Stato patrizio, istituzione politica di Venezia e Genova nel 300, quindi una formulazione dell'elite sia dall'una che dall'altra parte in una chiave aggiornata, quella del 300, la serrata del Maggior Consiglio, tutte queste cose qua viste a Venezia e anche a Genova. Poi arriviamo a questo un punto del libro dove avete capito fino a qui si parla delle due città. Adesso un po' mi dilungo in questo, però ha senso questo discorso perché riflette anche un po' la situazione storiografica, cioè fino a 20 anni fa e anche più, è una parte di questo ciclo che stiamo per aprire. Si tratta di storia comparativa tra due città esemplari per quanto riguarda proprio la storia dei commerci, la storia del dominio del Mediterraneo. Però in questa prima parte di questo libro, di questo convegno, vengono viste in quanto tali, quindi proprio il discorso è incentrato sulle istituzioni urbane, sul cuore delle due parti. E qui si passa in un secondo raggruppamento molto interessante. Abbiamo Crissa Maltesu, i greci tra veneziani e genovesi. Crissa Maltesu anche socia, noi la ricordiamo spesso. Ovviamente qua subito si parla di venetocrazia, di francocrazia, quindi è interessante anche a rileggere la prospettiva storiografica della Maltesu, che è quella greca, cioè come se ci fosse già una nazione greca, anche se noi sappiamo che sono greci bizantini. C'era dalla preistoria una nazione greca. Sì, però ecco, è il rapporto che questi, diciamo, proto-greci avevano con i veneziani e con i genovesi, naturalmente di subordinazione e così via. Michel Ballard, l'amministrazione genovese e veneziana nel Mediterraneo orientale. Qua siamo in quella Romania praticamente nell'Egeo, diviso a questo punto tra Genova e Venezia. Thiriet aveva fatto la prospettiva veneziana di questo mondo della Romania, dunque dell'arcipelago, e Ballard che aveva fatto invece la Romania genovese. Quindi sono i due pilastri di questi due grandi storici francesi che ci raccontano quello che a me non piace assolutamente il termine di dimensione coloniale, diciamo della dimensione marittima
io direi estrema, cioè perché proprio andiamo nel Mediterraneo orientale. Lungo e bello e sempre molto preciso il saggio di Davide Jacobi, mercanti genovesi e veneziani e le loro merci nel Levante crociato. E qui abbiamo Jacobi, specialista, no, del Regno di Gerusalemme, che ha 200 anni di esistenza, grosso modo corrisponde a Israele, quindi come geografia, no? E chi c'è dentro? Ci sono questi franchi, questi occidentali, lui adesso precisa subito dalla prima frase, ho studiato tutti i pisani, eccetera, però qua mi soffermo sul genovesi e veneziani ed è molto interessante il mercato, non solo come colonie, non solo come gruppi, ma anche come funzioni di intermediazione commerciale e poi anche di insediamento di tipo, diciamo, tra virgolette, europeo in questo contesto. Altro grande nome, Sergei Karpov, Venezia e Genova, la rivalità e collaborazione a Trebisonda e Tana. Qua siamo oltre il Mar Nero, siamo nel mare d'Azov. Su questo ha lavorato moltissimo Karpov, che è stato anche qua a diversi nostri convegni all'epoca. E poi sempre nella dimensione marittima non poteva mancare, per fortuna che c'è, Ugo Tucci, navi e navigazione all'epoca delle crociate, sempre molto preciso, molto filologico nel contributo, e anche qui lo sguardo comparativo è però distribuito nella dimensione del Levante. Alan Stahl, Genova e Venezia, la moneta dal XII al XIV secolo. Prima ancora Giuseppe Felloni, ricchezza privata, credito e banche, Genova e Venezia nei secoli XII-XIV. Quindi entriamo di nuovamente nell'ambito strettamente, diciamo, urbano, veneziano, genovese e parliamo di banche. André Vaucher, la difficile emergenza, sto traducendo, parla della santità a Venezia tra il XII e il XIII secolo. Valeria Polonio su devozioni di lungo corso, anche Antonio Rigon, devozioni di lungo corso, la scalo genovese e scalo veneziano. Uno dirà, potrebbe dire, ma cosa c'entra? In verità Venezia era il luogo, l'anticipazione della Terra Santa, ma lo stesso si può dire anche per Genova, quindi il culto dei santi e comunque appunto questa anticipazione delle terre, per cui sono i luoghi dove i pellegrini prendevano il mare per andare verso la Terra Santa. Giovanna Pettibalbi, l'identità negata, veneziani e genovesi nella cronachistica delle due città. L'identità negata è che nella cronachistica delle due città, le due città cercano di ignorarsi a vicenda o di minimizzare per ovvi motivi. Noi sappiamo, insomma, 120 anni di guerra, però ecco interessante il negare l'altro, nonostante questo altro sia il partner, diciamo, in senso negativo nel Mediterraneo. E infine abbiamo Cosimo Damiano Fonseca, Genova, Venezia e Levante, che fa il riassunto del volume, però soprattutto Gabriella Airaldi, Genova e Venezia nella storiografia, dove è abbastanza critica di quella che erano i libri. Prima parla della storiografia più specialistica, poi della storiografia aperta, quantomeno alla dimensione universitaria. Cita anche la tua storia d'Europa del 94, si lamenta che c'è poca Genova e Venezia, quindi era legittima difesa. E quindi poi parla del libro di Tabacco e Merlo, Medioevo, la civiltà europea nella storia mondiale, Bologna del Mulino del 1981, e si lamenta che nonostante queste grandezze di queste due città, poi naturalmente, adesso io ho fatto secondo me è un libro epico per certi aspetti, poi adesso non vado anche
Airaldi e torna in tanti saggi il tema della rivoluzione commerciale, cioè la tesi di Roberto Sabatino Lopez. Torna anche il discorso spesso delle città, l'intervista di Berengo con Lopez, che era degli anni '80, e quindi quanto fu, in che senso viene ripreso Tangheroni su questo medioevo marittimo mediterraneo. Cosa voglio dire? Siamo nel 2000, ancora si sente la forte influenza di Lopez, no? Del fatto che nel Mediterraneo, tu l'hai nominato prima, Pirène, che l'Europa, l'Europa è una cosa scolastica, nasce con Carlo Magno, ma l'Europa poi in verità nasce da questa rivoluzione commerciale che avviene nel Mediterraneo, cioè come riflesso di quello che avviene. E ovviamente Genova e Venezia sono le protagoniste di questa rivoluzione, e il lamento e la critica da parte della Airaldi è che nonostante le cose stiano così, poi quando si va nei libri pensati anche per l'università e un vasto pubblico, non sono affrontate queste due città, queste due esperienze, tra l'altro mediterranee, in modo adeguato. Prevale una visione continentale, ma uno dei motivi per cui anche facciamo questi convegni è di andare oltre la visione continentale d'Italia e anche del Mediterraneo possibilmente. E quindi critica anche insomma il Medioevo, storia di voci, racconti, immagini di Barbero e Chiara Frugoni. C'è poco Mediterraneo perché non c'è Maona, antesignana della Compagnia delle Indie, no? Quindi è vero, cioè, ma nel senso che prevale in Barbero e nella Frugoni una visione che noi abbiamo discusso tante volte da città-contato, da una visione continentale. E altrettanto succede se si guarda fuori d'Italia, anche in Francia non è contenta per nulla e men che meno di quello che viene scritto in lingua inglese. E mi pare degna questa chiusura molto critica, nel senso che poi quando si arriva, ma non nel documentario televisivo, quando si va subito un po' a livello più ampio rispetto alla stretta storiografia, diciamo, scientifica, che è questo qua, non viene trattato abbastanza. Ecco, questo elenco, questi dati, questo indice che vi ho riassunto e che ho rivisto questo libro vi rende chiara insomma l'idea mi ripeto, della ricchezza dei temi e dell'altezza di questo volume. Mi fa piacere che c'è qua, e guarda, anche questa occasione, lui l'ha organizzato, cioè dopo 25 anni riprendere il discorso. Cos'è cambiato rispetto a 25 anni fa? Allora, su un piano strettamente storiografico, io quando leggo questi contributi, anche la perizia, diciamo, comparativa, gli sguardi comparativi, io francamente rimango ancora ammirato. È un volume assolutamente non superato, nel senso che noi ci lamentiamo, si è andato verso un'ulteriore specializzazione, che non significa avere poi la capacità di fare delle ricostruzioni comparative come ancora avviene qua nei vari contributi. Però rispetto a questo 2000, quindi poco è andato, si è andato in avanti negli studi su Venezia e su Genova, però non è superato questo impianto comparativo, difficilmente anche oggi riusciremo a fare qualcosa di meglio, però è cambiato il contesto. È cambiato il contesto, dal 2000 si ragiona sempre più di Mediterraneo. Qua il Mediterraneo c'è, ma è sullo sfondo e c'è molto poco. E poi l'ho notato, viene utilizzato da storici non italiani, viene utilizzato da Balard e da Jacobi. Già la Maltese no,
perché la Malteso è concentrata sul mondo greco. E i vari saggi, appunto, densissimi, importantissimi, denotano una grande capacità, una perizia, diciamo, proprio anche nell'analisi comparativa tra le due città, però sono incentrati sulla città. Quindi cosa voglio dire? Che in quel 2000 è evidente che la storiografia è concentrata sulle città, sulle istituzioni, sugli stati, non tanto sulle geografie. Cos'è cambiato? È cambiato il contesto. Ecco, c'è stata una scoperta del Mediterraneo da 25 anni in qua. Allora, noi che ci occupiamo insomma di storia sappiamo bene che il 2000 è un po' un anno di svolta. Anche per me già è significativo che a Bulafia diventa ordinario nel 99, gli danno la cattedra di storia del Mediterraneo nel 99. Poi nel 2000 c'è l'uscita di un libro stracitato, molto citato, Il mare che corrompe, di Horden e Parcel, che praticamente bisogna sempre citarlo come una specie di prezzemolo, che è un libro metodologico, molto grosso, e in sostanza la tesi è che il Mediterraneo è una specie di organismo, è un sistema di sistemi di interdipendenze, può essere studiato attraverso la storia, attraverso una sua storia, cioè del Mediterraneo, che può prescindere dalla storia degli eventi, come ovviamente c'è Brodel, no, a monte, però qua si va oltre Brodel, e quindi c'è una storia di questo meccanismo, no, non meccanismo, meglio dire organismo. Meccanismo è una cosa abbastanza rigida, l'organismo si adatta, il meccanismo no, e quindi che va dal 1000 avanti Cristo al 1500 o al 1800 fino a Napoleone, per dire, per certi aspetti anche quasi 3000 anni, insomma dai Fenici a Napoleone, ed è un organismo con delle sue regole che vengono travolte dalla modernità, cambio della navigazione, insomma il Mediterraneo negli ultimi 2 secoli per questi 2 storici britannici non è altro che geopolitica, ma poi è vero perché così un po' capita, mentre prima sarebbe una specie di grande organismo e il compito degli storici è studiarlo. Questo libro, con questa impostazione dell'anno 2000, poi ha avuto una lunghissima discussione, accettato o non accettato, però come la microstoria non può essere fine a se stessa, però tutti noi dentro le nostre opere mettiamo qualche racconto microstorico, quindi metodologicamente è valida, non può spiegare tutto. Quindi anche questa impostazione del mare che corrompe, del Mediterraneo organismo, magari non può spiegare tutto, appunto la contemporaneità per esempio non viene toccata dai 2 autori, tra l'altro un antichista e un medievista, però diventa una chiave di lettura, se non altro apre la questione del fare la storia del Mediterraneo. Ecco, questo è lo scarto, è la diversità rispetto a questo libro del 2000. Non poteva sapere. Io mi ricordo che abbiamo fatto a Padova nel 2010 una riflessione sul mare che corrompe, ma quindi con 10 anni di ritardo rispetto all'uscita. E questo vi dice anche di quanto in Italia siamo in ritardo. È stato tradotto, è uscito un anno fa, ma neanche tanto. Non è che cambi tanto perché è un libro talmente specialistico che è solo per gli specialisti, non è che cambierà la storiografia italiana, però ecco, quindi la ricezione è stata molto lenta. E qui si apre la discussione quanto l'Italia storiograficamente è aperta al Mediterraneo. Abbiamo certo avuto Tangheroni, abbiamo avuto tanti esperti di tanti aspetti, però ecco, quella visione complessiva mediterranea è un po' recente come tendenza. Quindi rispetto a questo 2000 è cambiato il contesto. Oggi tutto questo che io vi ho nominato lo metteremo dentro una cornice mediterranea, parleremo di Mediterraneo e questo Mediterraneo ci aiuta a capire meglio le 2 città che da una prospettiva strettamente urbana, istituzionale, comunale, politica, sociale, quello che volete, non basta, perché effettivamente entrambe le città
poi hanno fatto la propria fortuna all'interno di orizzonti immensi, e questi orizzonti sono Mediterraneo, Mar Nero e anche oltre, perché erano familiari alla fine del Medioevo queste due città, a Londra e a Bruges, quindi anche l'Atlantico, non solo il Mediterraneo. Ecco, quindi un libro che rimane validissimo. Cosa ha fatto la storiografia negli ultimi 25 anni? Ha cambiato soltanto il contesto, quindi rimane adesso a questo punto da riprendere proprio studi come questo, riprendere il cammino, è un punto di partenza ottimo. Naturalmente adesso si tratta di territorializzare la storia. Mi è venuto in mente questo termine perché sono 30 anni dalla scomparsa tragica di Gilles Deleuze, che parlava di territorializzazione della filosofia. Qui in qualche modo andiamo a territorializzare di nuovo la storia, a legare nulla di strano. Si parla nelle mode umanistiche di svolta spaziale, spatial turn, nel primo decennio dopo il 2000, che guarda caso coincide con anche questi studi del Mediterraneo. Allora, svolta spaziale, grande parolone, cosa vuol dire? Tradotto in parole semplici, ritorno alla geografia, cosa che in ambito francese è sempre stato geografia e storia, quindi pensiamo a Lucien Febvre, quindi è tutta una serie di... però quando arriva dalla California suona più accattivante. E dunque questa è un po' la tendenza. Non è solo il Mediterraneo degli storici del 2000 che assume un'importanza più grande, il Mediterraneo è un po' riscoperto, è sempre presente, però è riscoperto culturalmente dagli anni 90. Qui abbiamo avuto in Italia una grande fortuna del breviario mediterraneo di Matvejevic, grande fortuna, soprattutto in Italia, perché l'Italia è sempre come se avesse bisogno di delle risposte in merito al Mediterraneo, e il Mediterraneo diventa centrale a tanti discorsi, anche troppi, però guarda caso è stato riscoperto e rivalutato nel dopo Novecento ideologico, cioè dopo l'89-90. Prima sì, c'è il Mediterraneo di Brodel, c'è la divisione per il Mediterraneo della CIA, c'è l'organizzazione della NATO, cioè, i militari, i servizi, l'intelligence hanno una geografia precisa del Mediterraneo, ma non ce l'hanno gli umanisti. Gli umanisti sono tutti concentrati su cose di ispirazione ideologica e altri aspetti. Proprio nel clima degli anni 90 c'è questa ricerca del senso nel Mediterraneo. Gli storici anzi arrivano per ultimi rispetto ad altri. Penso a Franco Cassano, che era un marxista negli anni 70, poi diventa teorico del pensiero meridiano / mediterraneo negli anni 90. Quindi quando si era già esaurita il marxismo e anche un certo meridionalismo. Ecco, anzi, gli storici arrivano per ultimi. Però c'è questa tendenza. Ecco, rispetto a Genova, Venezia, Levante dell'anno 2000 abbiamo dunque un contesto che è cambiato, abbiamo una nuova sensibilità. Per arrivare ai giorni nostri, questo convegno e questa serie di convegni ovviamente avranno come protagoniste queste due città, perché sono due metropoli mediterranee. Io ho fatto un libro con Mascini Migliorini su Napoli e Venezia e non c'è paragone. Napoli è una città sul mare, ma Napoli non è né Genova né Venezia. Napoli è anche marittima e anche ha tutta una circolazione, ma non troviamo da nessuna parte nel Mediterraneo colonie di napoletani, e quindi è una città che vive il mare ma non è assolutamente paragonabile a Genova e Venezia. Allora questo ciclo di convegni non potevamo però riprendere, credo, sono d'accordo
d'accordo Ermanno e i colleghi, non potevamo riprendere di nuovo Genova e Venezia, finiamo di nuovo dentro questa logica, come la prima parte del volume, una logica cittadina, urbana, comunale, di nuovo molto italiana, anche se sono città di mare, però prevale l'attenzione per le istituzioni, ma parliamo dei mari di queste due città. Cosa che poi era scontata, ma che qui per esempio non c'è, perché nonostante a parte che qui siamo nel solo 12, questo è un libro molto medievale, io penso alla storia moderna, uno dei temi del rapporto tra Venezia e il mare è la questione che il mare viene inteso da parte di Venezia come se fosse un possedimento concreto di terraferma, quindi la sovranità sul Golfo è perennemente richiamata e soprattutto rivendicata di fronte a ogni critica o pretesa di revisione nel corso dell'età moderna. Uno degli ultimi grandi teorici è Paolo Sarpi, che difende la sovranità, questi sono i termini nostri, insomma il privilegio di dominio sul Golfo di Venezia. Quindi c'è un rapporto col mare che è particolare, dove cadono giù tutte quelle interpretazioni dello Stato da mar veneziano come imperiale e coloniale. Come può essere imperiale e coloniale se a monte c'è un rapporto col mare, per cui c'è anche il matrimonio, lo sposalizio col mare, ed è un rapporto sedimentato. Prima c'è il dominio del mare. Io ho imparato molto dai libri di Elisabeth Cruzet-Pavan, proprio la cito spesso in questo fatto. C'è un passaggio di Venezia trionfante in cui dice la professoressa che i veneziani sono nel XII secolo solo antipatici. Sì, ma io lo ricordo bene. Perché sono antipatici? Perché sono consapevoli che sono padroni di un elemento che gli altri non possono padroneggiare, cioè l'elemento delle acque, cioè del mare, in sostanza. Dominare il mare significa dominare un elemento estremamente difficile, estremamente ostile, anche i genovesi. Però i veneziani hanno questa idea della sovranità sull'acqua. Poi in un convegno mi è stato detto che è vero, questa c'è la differenza tra Genova e Venezia, però Genova sul Mar Ligure, il Mar Ligure lo considerava come se fosse un orticello, quindi non diversamente da come Venezia concepisce l'Adriatico. Quindi gli spunti sono molti, questi temi sulla sovranità del mare sono stati affrontati nella storiografia diverse volte, non è una novità, però ecco, si tratta adesso di rivedere tutto attraverso un prisma di lettura che appunto è per me il termine levante-ponente, quindi perché dentro il Mediterraneo, io sono modernista, insomma del Mediterraneo come viene definendosi tra il 4 e il 500 con la sfera di influenza ormai ottomana, ciò che non è ottomano, che poi diventerà definitivamente ottomano col controllo dei barbareschi nel corso del Cinquecento, cosa rimane ai cristiani? Rimane il ponente, che è chiaro, perché ovviamente c'è ormai la Spagna, non più solo il Regno d'Aragona, ma la Spagna con questo sistema imperiale che va anche all'Atlantico, che va anche al Pacifico, per cui oggi tutti i colleghi che studiano il Regno di Napoli parlano come di un elemento di un sistema che va dalle Filippine ad Acapulco, dalla Nuova Spagna, insomma Nuova Castiglia, alla Castiglia vera e propria, al Regno di Napoli. Questo è il sistema globale. E quindi dentro o sulle sponde dell'Adriatico si affaccia un sistema imperiale che ha la testa che guarda anche alle Filippine, no? Quindi, ma lo guarda dall'America Latina, no? Non dalle Filippine, cioè come guarderemo noi al di là dell'Oceano Indiano, cioè completamente in un'altra prospettiva. E quindi anche queste sono le ultime tendenze storiografiche per quanto riguarda il Regno di Napoli. Allora quindi questo levante ponente, il ponente come potete capire diventa una cosa che è di portata globale,
mentre il Levante sì, proprio a livello di orticello, e l'Adriatico, però il Levante è anche il mare così, anche uno spazio virtuale dove i veneziani perdono le posizioni concrete, ma non quelle virtuali. Si sa benissimo, ci sono ancora le colonie veneziane, abbiamo questi studi fino al 700, anche se non c'è il dominio concreto di Cipro, ecco, per dire. Quindi questa territorializzazione, questo ritorno allo spazio, alla geografia, credo che sia importante. Chiudo con un ultimo ragionamento di quanto sia importante conoscere i tempi, quindi le geografie, gli spazi, geografia e storia, come diceva Dionisotti, della letteratura italiana, così anche di questi spazi. Proprio alla Fondazione Giorgio Cini abbiamo l'Atlante Linguistico Mediterraneo, che è un'impresa, una documentazione, un patrimonio lessicografico, frutto di un rilevamento fatto tra gli anni 50 e gli anni 70 su 165 postazioni, luoghi del Mediterraneo. Sono stati interrogati negli anni 50 gli ultimi pescatori, quindi si va da Camogli in Liguria a luoghi della Dalmazia, a luoghi di Tunisi fino al Mar Nero, e vengono chiesti come si dice questo, come si dice quell'altro, come si chiama questo pesce, come si chiama quel pezzo di barca e così via. Quindi c'è praticamente un materiale immenso. Questa iniziativa nasce da un'idea di un romanista croato, Mirko Dejanovic, che nel 1936, in un convegno di glottologia, di filologia anche romanza, solleva questa questione che lui riscontra nei termini marinari e di mare, per quanto riguarda Ragusa, dei termini che ha poi riscontrato nell'occitano, in Occitania. Quindi questo crea una curiosità, ma come? È una lingua slava sulle sponde dell'Adriatico e ha dei termini molto simili o quasi simili di quelli che si trovano in Occitania, in Francia meridionale. E da lì poi lui incontra Folena e poi proprio nella Fondazione Giorgio Cini diventa il luogo per cui dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi negli anni 50, parte questa iniziativa e la creazione dell'Atlante Linguistico Mediterraneo. Ma la cosa che io come storico mi ha fatto ragionare, il Dejanovic e poi anche Folena e gli altri sono storici, sono linguisti e hanno una visione sincronica delle cose. Quindi sono impressionati da come mai c'è questa familiarità, no? Su due parti così lontane. E ragionano in termini come se ci fossero uno scambio, chissà come se le parole fossero delle maree, no? Sapete che c'è un andamento antiorario delle maree nel Mediterraneo, quindi in teoria la marea va dal Levante, poi arriva su fino all'Adriatico, poi scende, poi riprende. C'è tutto un andamento delle correnti marittime, scusate, no? Come se ci fossero delle correnti e come che girano le correnti nel Mediterraneo ci fosse anche uno scambio di parole, ma tutto come un processo abbastanza misterioso, e questo mistero fa ragionare alle comunanze mediterranee, no? Del Mediterraneo, il luogo di incontri e così via. Poi noi storici sappiamo che è stato piuttosto un luogo di scontri più che incontri. Ecco, ma io sono rimasto impressionato da questa visione del Mediterraneo, quindi come se il Mediterraneo di per sé poi porta al contatto, a fronte poi di una realtà storica. E qual è la realtà storica? Che proprio parliamo di Genova, Genova non solo si ritira dal Levante, ma a un certo punto nel corso del Cinquecento si ritira anche dal Ponente. E per mezzo secolo e poi dopo a puntate i ragusei sono presenti sul piano marittimo, nel Tirreno e in genere nel Ponente. Subentrano ai genovesi. È ovvio che bastano 5 decenni, lì sì, di contatti
quotidiani, commerciali, per cui i ragusei sì hanno la base in Ragusa, quindi una sponda dalmata, no? Oggi in Croazia, parlano una lingua slava, ma lavorano in Ponente, quindi questo scambio di termini non ha qualcosa di misterioso alle spalle, ma è il frutto di questa situazione storica. Poi dopo cambiano le situazioni nel corso del Settecento, Ragusa avrà un terremoto disastroso nel 1667, quindi tutto poi viene dimenticato, ma poi rinasce. Adesso abbiamo ultimi studi anche per quanto riguarda Venezia, durante la guerra dei 7 anni e durante la guerra di indipendenza americana, nuovamente Ragusa torna imponente e non solo, è molto attiva. Quindi c'è di nuovo un'occasione di scambio, diciamo quantomeno a livello lessico, grafico. Ecco, quindi cosa voglio dire con questo esempio? Che se non conosciamo poi effettivamente i tempi delle storie di del Ponente e Levante, potremmo, come dire, rimanere impressionati o potremmo pensare a chissà quali scambi mitici, in verità dietro ci sono delle situazioni storiche concrete. E quindi credo che il senso anche di questi convegni è dare anche anzitutto introdurre tutta una serie di discorsi, ma anche dare delle cronologie. Ecco, grazie. Va bene, grazie quindi ad Egidio Ivetic per questa ampia panoramica a partire da questo volume che, come dire, volutamente noi abbiamo preso come punto di riferimento e di partenza e che giustamente, come lui faceva notare, come dire, già dal titolo denuncia diciamo, una prospettiva che è quella che forse noi vorremmo superare e appunto vorremmo inserire il contesto, anzi i contesti che non sono solo la geografia di cui ci occuperemo in questi giorni, ma è appunto il Mediterraneo, che è appunto questo grande cambiamento di cui ci diceva che avviene dopo la pubblicazione di questo libro, che comunque è la nostra base di partenza ed è lo spunto che ci ha suggerito in qualche modo, che ci ha orientato verso questo ciclo di convegni. Appunto la base di partenza per ragionare appunto non più soltanto su Genova-Venezia, ma per ragionare in una prospettiva levante-ponente di Adriatico e di Tirreno. Quindi introduciamo appunto, in questo titolo, introduciamo i mari. Detto questo, allora facciamo adesso una breve pausa, anzi possiamo anche fare una pausa fino penso alle 4:15, quindi fare e poi ricominciamo, ci sono le altre due relazioni, nel frattempo spero che arrivi Oliver Schmidt, ma dovrebbe essere atterrato, quindi dovrebbe arrivare, e la discussione la facciamo tutta alla fine, quindi alla fine se abbiamo qualche domanda o qualche spunto appunto di riflessione la proponiamo alla fine della giornata. Quindi adesso facciamo una breve pausa.